È fondamentale. Se un capo di governo di Stato viene scoperto che ha mentito, nei paesi civili viene cacciato a calci nel sedere. Tutti ricordano l'ex presidente degli Stati Uniti Clinton, che ha rischiato l'impeachment per aver mentito davanti al popolo americano sulla natura dei suoi rapporti con Monica Lewinsky. In questi giorni sono uscite sui media le intercettazioni su Tarantini. Per coloro che ancora non conoscono pienamente la faccenda, spiego che Tarantini è un giovane imprenditore cocainomane barese che usava farsi spazio nel mondo corrompendo chi era utile per i suoi sporchi disegni con delle prostitute di alto bordo. È così riuscito ad entrare nelle grazie di Berlusconi, portando nelle residenze del Premier vagonate di prostitute, avvicinando attraverso lui personaggi come l'ex capo della protezione civile Bertolaso e dei top manager della Finmeccanica, azienda pubblica con 17 miliardi di euro di fatturato e 65.000 dipendenti. Ed ora andiamo al fatto che giustifica questa premessa. In una conferenza stampa con il capo del governo spagnolo Zapatero, tenuta alla Maddalena in Sardegna nel settembre del 2010, Berlusconi parlò di Tarantini come di una persona a lui totalmente sconosciuta, tant'è che sbagliò furbescamente il cognome chiamandolo Tarantino, confondendolo con il regista americano Quentin. Ma dalla intercettazione telefonica emerge una verità completamente diversa. Berlusconi da almeno 3 anni ha un rapporto amicale molto stretto con questo magnaccia cocainomane. Si sentivano decine di volte al giorno per organizzare quelle serate eleganti, come le chiama il Caimano, mentendo così spudoratamente agli italiani. Questo semplice fatto è una delle tante prove provate che Berlusconi è un bugiardo. E io, in diretta su Telepordenone, posso affermare che il mio Presidente del Consiglio, il capo del governo italiano, è un mentitore, un bugiardo senza tema di smentita e senza che possa querelarmi per aver offeso un'istituzione. È semplicemente la verità dei fatti. Naturalmente, a differenza di altri paesi dove un fatto del genere avrebbe costretto il mentitore a dimettersi immediatamente, da noi la frittata invece viene rovesciata. Si accusano i giudici di aver intercettato illegalmente il capo del governo. Il fatto che Berlusconi abbia mentito agli italiani non conta nulla. I suoi maggiordomi, i suoi servi si scagliano rabbiosamente contro i giudici, rei di aver fatto emergere questa fogna maleodorante grazie alle migliaia di telefonate intercettate, dove il capo del nostro governo, anziché impegnarsi a risolvere i tanti e gravissimi problemi del paese, passava il suo tempo sentendosi decine di volte al giorno al telefono con Tarantini per organizzare le sue serate, le sue nottate con decine di mignotte. Un fatto imbarazzante. E qui vorrei smentire un'altra clamorosa menzogna. Quando i maggiordomi del sultano di Arcore vi dicono che queste sono intercettazioni illegali perché non si possono intercettare le utenze telefoniche di Berlusconi, vi stanno imbrogliando. I telefoni di Berlusconi, come di tutti i parlamentari, non possono venire intercettati senza l'autorizzazione del Parlamento. Il sultano arcoriano è stato intercettato attraverso le utenze di Tarantini, delle utenze di quelle prostitute che lo solazzavano nelle sue serate eleganti e di altri avanzi di galera. Purtroppo per lui e per noi cittadini italiani il Caimano si circonda di squallidi personaggi che sono indagati quindi sotto intercettazione ed è così inevitabile che quelle conversazioni siano registrate. Un'ultima questione. Alcuni si chiedono perché Berlusconi è stato rinviato a giudizio dal GIP di Milano assieme al fratello Paolo con l'accusa di aver passato al quotidiano di famiglia l'intercettazione in cui Fassino, all'epoca segretario dei Democratici di Sinistra, al telefono con consorte impegnato nella scalata della Banca Nazionale del Lavoro, disse: allora abbiamo una banca? Mentre le intercettazioni tra Berlusconi e Tarantini vengono tranquillamente pubblicate nei media e nessun pubblico ministero indaga per questo. La risposta è molto semplice. La telefonata di Fassino, quando è stata pubblicata dal giornale di famiglia Berlusconi, era ancora un atto segreto, non era ancora stata visionata dal pubblico ministero che stava indagando su consorte. È stata sbobinata fraudolentamente e poi portata ad Arcore da Berlusconi, che probabilmente, dico probabilmente perché c'è da fare il processo, l'ha girata al giornale della famiglia che la pubblicò con un titolo in prima pagina a 9 colonne qualche giorno dopo.
Viceversa, le intercettazioni telefoniche tra Talantini, Lavitola e Berlusconi sono atti giudiziari già depositati alle parti, per cui sono atti pubblici, quindi pubblicabili. E così coloro che dicono che nei casi Tarantini, Berlusconi e consorte Fassino sono stati usati due pesi e due misure, vi stanno semplicemente imbrogliando, mentono sapendo di mentire. Arrivederci a mercoledì prossimo. E io ti sfido e io ti sfido.